ha dello strano, dell'abominevole. Mi lasci dire che tutti possono avere dei problemi, tutti possono avere delle rivendicazioni, ma non è che qui siamo in Africa dove c'è un problema, vai in strada, blocchi il traffico, fai una rivolta popolare o roba del genere. Qui siamo in un ambiente civile, siamo in provincia di Treviso, virgola Veneto, per cui non si discute. E questo non è il modo di comportarsi. E questa è la dimostrazione di come il governo abbia scaricato sul territorio gli immigrati e adesso gli immigrati pian piano si faranno sentire. Sono circa 170.000 gli immigrati che sono arrivati in Italia con l'operazione Mare Nostrum, li hanno mandati anche in Veneto contro la nostra volontà, in un Veneto nel quale 42.000 sono già senza lavoro. Per cui noi non abbiamo nulla contro l'integrazione, anzi siamo una delle regioni ritenute simbolo per il modello di integrazione. Però è altrettanto vero che questi immigrati che sono arrivati di recente sanno di non aver lavoro, di non aver prospettive e giustamente finiscono in strada, ma in strada si va in Africa a fare quelle proteste